Oh, oh, oh. È successo, ragazzi. Carlsen ha detto che avrebbe detto qualcosa dopo il torneo e l'ha fatto. Non ci avrei giurato un solo centesimo d'euro e l'ha fatto. L'ha fatto con un comunicato ufficiale che sembra quasi una lettera. Infatti, adesso lo andremo a leggere insieme. Questa lettera comincia con Dear Chess World, cioè caro mondo degli scacchi. Sai la lettera che tu scrivi, l'ultima lettera di addio? Un po' come quella che scrisse Kobe Bryant dal mondo del basket. Vabbè. Troppi ricordi, fatemi parlare di scacchi, va? Cercherò di tradurla più o meno simultaneamente. At the 22 Sinquefield Cup, I made the professional decision to withdraw. Ok, nel 2022, durante la Sinquefield Cup, ho preso la decisione di abbandonare il torneo dopo aver giocato il mio round 3, la terza partita contro Hans Niemann, il gioco 3 contro Hans Niemann. Qualche settimana dopo, durante il Championship Chess Tour, mi sono arreso dopo la prima mossa, l'abbiamo visto, l'abbiamo commentato anche qui su Matto Scacco. I know that my action has frustrated many chess community. Ok, questa roba ha frustrato molte persone della comunità degli scacchi, anch'io sono frustrato, ma io voglio giocare, I want to play chess, io voglio continuare a giocare a scacchi ad alti livelli nei migliori eventi. I believe the cheating, io penso che l'imbroglio a scacchi sia un grande problema esistenziale nel gioco, ma credo anche, I also believe the chess, che gli organizzatori devono cercare di avere praticamente misure di sicurezza più forti, così increasing security measure, ok, per cercare, ok, quindi dovrebbero fare maggiori controlli, soprattutto quando si gioca over the board, cioè sulla scacchiera vera e non online. Quando Niemann fu invitato all'ultimo minuto, last minute, alla 2022 Sinquefield Cup, ho fortemente considerato l'abbandono a priori dell'evento, quindi senza giocare. Infine, alla fine ho deciso così anch'io all'ultimo minuto di giocare, però volevo già abbandonare prima. I believe that Niemann has cheated more, quindi io credo che Niemann ha barato di più and more recently, cioè e recentemente, perché noi sappiamo che Niemann dice io ho barato quando avevo 12 anni, eccetera, però al secondo Carter dice barato anche recentemente, più di quanto lui ha pubblicamente ammesso. His over the board progress has been unusual, cioè i suoi progressi sulla scacchiera negli ultimi tempi sono assolutamente inusuali. And the game Sinquefield Cup ok, e durante la nostra partita io ho avuto l'impressione che lui non era totalmente concentrato, fully concentrating on the game durante le posizioni critiche, ma lo vedeva praticamente guardarsi attorno, mentre io giocavo coi neri. No, scusa, mentre lui giocava coi neri, quindi coi neri dovresti essere già sofferente perché c'è una mossa in meno, mentre lo vedeva distratto, e penso che mi ha battuto come pochi giocatori al mondo a scacchi sarebbero riusciti a fare. Questa partita ha contribuito ad alimentare in me ulteriori dubbi e mi ha cambiato la prospettiva. Dice, noi dobbiamo fare qualcosa per il cheating, non voglio giocare ancora contro persone che hanno barato in passato, hanno ammesso di farlo, ok, e chi ce l'hanno fatto in passato chissà cosa potrebbero essere in grado di fare in futuro. L'ultimo paragrafo, there is more I would like to easy. Ok, dice ok, vorrei dire di più di quello che sto dicendo, sfortunatamente mi sento limitato perché non ho il permesso from Niemann to speak openly, non ho il permesso da Niemann di parlare liberamente. So far able to speak, ok, per ora ho solo potuto parlare delle mie azioni, di rispondere delle mie azioni, dell'abbandono perché ho abbandonato, eccetera, eccetera. I'm not willing to play chess with Niemann. I hope, ok, spero che la verità verrà a galla il prima possibile, eccetera. Sinceramente, Magnus Carlsen, campione del mondo di scacchi, perché è ancora campione del mondo di scacchi. Ok, che ne dici di dire due parole su quanto lui ha detto? Allora, la prima cosa
Ci sono vari punti da esaminare di questo comunicato, finalmente Carlsen ha parlato. Non ha detto molto e infatti nell'ultimo paragrafetto dice purtroppo non posso parlare senza il permesso esplicito di Niman di parlare. Questa cosa onestamente non l'ho capita tanto perché ognuno si prende la responsabilità di quello che dice, cioè non è che, cioè non penso che ci siano già in mezzo avvocati, o forse sì, però comunque chiunque può dire qualsiasi cosa, semmai se tu non dici qualcosa è perché il tuo avvocato ti ha detto guarda Carlsen, visto che non abbiamo prove sufficienti, magari non dire robe che non vorresti dire, invece lui dice che non può dire altra roba perché non ha il permesso di Niemann. A questo punto quello che ci chiediamo noi tutti è quando è che Niemann risponderà ulteriormente pubblicamente, perché Niemann aveva già in qualche modo un po' risposto durante un'intervista post partita, però quella intervista, come ben sappiamo, ha anche contribuito ad alimentare dei dubbi, perché c'era la famosa frase The chess speak for itself, cioè gli scacchi parlano da soli, no? Quando c'era il commentatore che diceva Niemann, ma perché lì hai giocato quella mossa lì? Lui diceva, bah, non c'è bisogno di spiegazioni, gli scacchi parlano da soli, cioè era come, poi magari non è così, ma era come se lui non sapesse dare una spiegazione a quella mossa geniale che aveva trovato durante la partita contro Firugia, se non mi sbaglio. Quindi dovrebbe dire qualcosa anche Niemann, un altro comunicato anche lui, dovrebbe rispondere, dovrebbe dire Carlsen, guarda che tu puoi dire quello che vuoi, non sono certamente io a liberarti. Ora non so come funzionano lì le regole degli USA, ma qui in Italia ognuno dice quello che vuole e si prende la responsabilità. Come si dice, qualsiasi cosa che dirai potrà essere utilizzata contro di te a favore. Vabbè, detto ciò, partiamo punto per punto. Il primo punto dice qui nel terzo paragrafetto, dice, ok, che io quando ho saputo che Niemann è stato invitato last minute nel 2022, perché ricordiamoci che Niemann nella Sinquefield Cup non doveva esserci, cioè doveva esserci Richard Rapport, che poi all'ultimo momento non è potuto esserci, allora hanno rimpiazzato con dentro Niemann. Quando Carlsen ha saputo questo, e tutte queste cose noi come facciamo a saperle? Perché il buon Fabiano Caruana, allora tu immaginati tutti i top level che sono amici, probabilmente hanno anche i numeri di telefono fra di loro, si mandano i WhatsApp, quindi non appena c'è una notizietta, c'è qualcosa, si scrivono, cioè sono in contatto, no? Come i migliori musicisti del mondo, i migliori tennisti del mondo, sono in contatto fra di loro. E Caruana durante un podcast si è fatto uscire una confessione che forse non avrebbe dovuto dire, che Carlsen gli aveva detto che se c'era Niemann lui non sa se avrebbe partecipato, cioè questo già prima del torneo, già prima di tutto, già prima di perdere, lui già non voleva giocare. Poi ha giocato, ha perso la famosa partita contro Niemann, ma già lui non voleva giocare, quindi tutta questa sceneggiata che poi ha montato Carlsen di mi ritiro dopo una mossa eccetera è un simbolo di protesta, ma in realtà lui questa protesta già ce l'aveva prima, l'aveva detta Caruana appunto prima della famosa partita. Quindi già Carlsen dice io contro uno che bara online non ci voglio giocare, ci può stare come ragionamento, no? Ci può stare, ma anche solo perché ti sta sulle balle il fatto che bari online, poi magari sulla scacchiera reale non lo fa, penso che sia anche difficile onestamente farlo, ma proprio come simbolo di protesta. Quindi questa roba qui è quello che è successo. Poi dice ok, poi mi ha battuto come pochi... Ah ok, dice, parla della scarsa concentrazione di Niemann e dice io ero lì che giocavo da bianco e praticamente lui era lì che si guardava un po' attorno, era poco concentrato durante la partita, io ero lì che mi spremevo le meningi, lui era lì che si guardava attorno. In effetti ci sono diverse foto, se cercate su Google immagini di Niemann un po' deconcentrato. Poi Niemann ho visto che c'è questa roba qui, la vedremo anche in un prossimo video che probabilmente uscirà domani o dopodomani, che ho preparato, che c'è questa roba di guardare dritto negli occhi l'avversario. Quasi in segno di sfida. Il problema è che, soprattutto se poi magari giochi partite semilampo, se tu guardi negli occhi l'avversario, significa che non stai guardando la scacchiera e quindi è anche un po' una sorta di distrazione barra atto intimidatorio dell'avversario, perché se io sto così, con gli occhi che guardo la scacchiera, ma con la visione periferica, vedo che mi stai guardando negli occhi, anche se io ho gli occhi puntati sulla scacchiera, un po' di ansia mi metti, non so come dire. E lui c'ha questa roba qui.
Adesso non so se è un tic suo, una sua roba, un, un modo veramente per intimidire gli avversari, non lo so. Ci sono vari modi per distrarre l'avversario. Tu puoi prendere un pezzo di scacchi e continuare a fare così sul tavolo. Sai quanti? Quando nei tornei giochi contro i bambini, qualsiasi cosa puoi fare. Quindi che soluzione ho preso? Mi sono preso dei tappi delle orecchie, dovrei mettermi anche degli occhiali da sole, però i tappi delle orecchie funzionano benissimo. Tutti quelli che si mettono a giochicchiare coi pezzi, li fanno cadere, eccetera, io non li sento. Quindi è una cosa che vi consiglio anche voi. Chiusa parentesi. Carlsen dice: lui non era concentrato nella mia partita e mi ha battuto come pochi giocatori al mondo sarebbero in grado di fare. E questo ha cambiato la mia prospettiva su di lui. Dice infine, ok, poi dice di aumentare le misure di sicurezza, no? Questo è un altro punto, dice dovrebbero aumentare maggiormente le misure di sicurezza. Ci sono ora vari video online, e spero che tu l'abbia potuto vedere, dove fanno la storia del metal detector, cioè li passano con questo robo qui. In realtà anche in un torneo organizzato da un club importante di Bergamo, anche noi che eravamo giocatori amatoriali ci avevamo preso con questo metal detector. Chiaramente ti fanno posare il cellulare da qualche parte e poi col metal detector ti passano sopra e sotto, sopra e sotto. Io poi ho la cosa di andare a fare la pipì ogni 2 secondi perché la tensione mi stimola la pipì, quindi vedevo l'arbitro che mi teneva d'occhio e mi dice cazzo no, questo ogni 2 mosse va in bagno, torna, va in bagno, torna. Ragazzi, ho questo problema della pipì. Detto ciò, ci sono questi scanner. Il problema qual è? È che questi scanner sì ti prendono le gambe, ti prendono le braccia, ti prendono tutto, però se qualcuno magari come un Niemann, non so, c'ha qualcosa dietro l'orecchio, sotto i capelli perché c'ha i capelli lunghi, o magari dentro le scarpe. Adesso non so se qualcosa lì ti arriva giù fino alle scarpe, cioè non lo so, quindi io penso che se qualcuno dovesse nascondere qualcosa, in qualche modo ci riesca. Lo metti sotto la suola delle scarpe o sotto la scarpa. Il problema è che quando sei riuscito a superare i controlli, supponiamo che tu sia riuscito a superare i controlli, come usi quella roba lì in partita? Cioè, come fai durante la partita a far sì che quell'aggeggio, che non so cosa sia, cioè, nel senso, se noi dobbiamo aumentare dei controlli di sicurezza, dobbiamo capire la sicurezza contro cose. Non so, all'aeroporto c'è l'allarme delle bombe, c'è l'allarme che qualcuno impazzisca e taglia la gola a tutti i passeggeri e quindi non puoi usare oggetti appuntiti e cose varie. Se noi non sappiamo cosa contro dobbiamo combattere, c'è qualcuno, qualche teoria, poi possono essere tutte vere per carità, però qualcuno dice che c'ha tipo una sonda anale, c'aveva Animal. Ok, ma quella roba lì, ammesso anche che lui ce l'abbia avuta, come faceva poi a comunicare con lui, a dirgli le mosse migliori, ma soprattutto come faceva lui a dire a quella sonda lì che mosse stavano accadendo sulla partita? Qualcuno dice, beh, le partite erano in diretta, lui era collegato con un suo amico, il suo amico vedeva le mosse in diretta e gli suggeriva direttamente le mosse. Non lo so, cioè, secondo me andiamo sulla fantascienza. Poi non è il primo caso di un giocatore che bara, avevamo già parlato, adesso te lo farò comparire qui. Il video di un grande maestro che in passato ha barato, uscirà presto anche un nuovo video di Nicolò per quanto riguarda i giocatori che hanno barato in passato. Ci sta, non ci sta, però c'è qualcuno che l'ha fatto. Però che cosa faceva questa gente qui? Andava in bagno, prendeva lo smartphone e barava. Infatti la foto che è stato mascherato questo gran maestro in passato è che era in bagno col cellulare. Questa è la cosa che si può fare in partita, fermo, seduto lì al tavolo. Io non so veramente cosa tu possa fare. Quindi non lo so, questo è quello che dice Carsten. In più, altra cosa che lui dice, Carsten, è Niemann ha fatto una crescita spaventosa, una crescita che forse penso che non sia mai stata fatta prima nella storia. E andiamo un attimino sulla scheda FIDE di Niemann, andiamo a vedere la sua crescita, questo è molto importante. Ecco, questa è la tabella di Niemann, ha attualmente 2688 punti, va per i 2700, gli mancano 12 punti, 12 punti se fai un torneino mica male te li prendi, e poi beh, qui il punteggio rapido e blitz che secondo me lascia un po' il tempo che trova, il punteggio standard è quello più importante. E il punteggio standard è dato da questa curva azzurra, da questi pallini azzurri. Allora vediamo che nel 2014 aveva
1800 punti, super mega salita fino ai 2003, quindi essenzialmente vuol dire che sei un giocatore da 2003, mi sa che torneone che ha dovuto fare, mi sa dal 2008 al 2003, comunque 2003, poi momenti di alti e bassi, poi si è ristabilito attorno al 2016 verso il 2003, le è rimasto ancora nel 2018, era ancora 2003, arriva l'incremento nel 2018, ci sta, uno si mette lì sotto un paio d'anni e dal 2018 praticamente è stato tutto un salire. 2004, 2004, 2004, siamo nel 2020, se è ancora 2004, attenzione, nel 2021 se è ancora 2004 ma praticamente se è 2005, quindi in un anno porco Giuda, da gennaio, eh sì, urco Giuda, ragazzi, non pensavo che era così, cioè da gennaio 2021, neanche a gennaio 2022, neanche in un anno, lui è passato ha fatto quasi 200 punti, ha fatto 200 punti, da 2484 a 2688, ha fatto 200 punti in 9 mesi. 200 punti in 9 mesi, ragazzi, a quei livelli, 200 punti. Non lo so, non so cosa credere. Allora, io credo che il duro lavoro valga più di qualsiasi talento. E se Hans si è allenato così come ha dichiarato pubblicamente, lui dice io gioco a scacchi tutto il giorno, è la mia vita, mi alleno, l'unica volta in cui esco di casa è solo per mangiare. Se è così non ci vedo nulla di male in questa impennata, perché a parte che, sai qual è il problema? Che tu puoi giocare anche e studiare 12 ore al giorno, il problema è che lo fanno anche gli altri, cioè Hikaru, Carsten, Fabiano Caruana, magari non giocano 12 ore, ne giocano 8. Però ragazzi, a quei livelli lì sono tutti così. Io te lo dico, nel mio campo i pianisti professionisti anche loro studiano 8 ore al giorno. Io a un certo punto ho lasciato quel mondo lì perché cioè, è una vita monasteriale, cioè devi vivere solo per quell'unica cosa, per lo strumento. Quando andavo a fare concorsi, soprattutto se erano dei concorsi internazionali, ti arriva il cinese, ti arriva l'americano, ti arriva il russo, che erano lì, che si facevano 10-12 ore al giorno solo di pianoforte, erano lì, erano delle macchine, vincevano il concorso, si prendevano il premio 25.000 euro e se ne andavano a casa. Tu potevi avere tutte le buone volontà che hai, però le tue 4-5 ore di studio contro le 12 non c'è niente da fare. Non c'è niente da fare. Poi io sono felice di averne fatte 4 o 5 al giorno contro le 12 perché io mi ritengo una persona normale. Se mi fai una battuta la capisco e rido. Se vedo una ragazza riesco ad apprezzarla. Invece quelli serissimi, amorfi, non hanno espressioni del viso mai. Fai una battuta non ridono, non hanno mai visto una ragazza in vita loro. Ragazzi, cioè, a un certo punto bisogna anche mettere sul piatto della bilancia la tua passione, che poi diventa anche il tuo lavoro e la tua vita, per carità, però con la vita vera e propria. E non so, non so che pensare. Diciamo che le dichiarazioni di Carse sono importanti, questa crescita è importante, il fatto che nessuno l'abbia fatta mai prima d'ora in 9 mesi, in 9 mesi da maestro internazionale a tra i top Gran Maestri, che quando arriva a 2700 sei fra i top Gran Maestri, è veramente interessante come roba. Il fatto che appunto non l'abbia mai fatto nessuno non significa che è impossibile, perché allora anche quando Bolt ha fatto il record dei 100 metri, allora non era impossibile. Anche il primo che ha scalato l'Everest, è impossibile scalarlo, poi l'ha fatto ed è diventato possibile. Quindi il fatto che una cosa non l'abbia mai fatta nessuno prima d'ora non significa che non sia possibile, è un'impresa interessante. Ora, appello a Carlsen, appello a... parla, cioè anche questo comunicato qui alla fine ha detto per carità delle cose, si è esposto finalmente pubblicamente, perché finora erano le sue azioni che parlavano, no? Poi si è creato tutto il rumors attorno al mondo scacchistico, però se hai un briciolo di prove, parla, non dire Niemann non mi permette di parlare, ma non so, cioè nel senso non so come funzioni, ma non ci credo troppo a quella cosa, quindi non lo so, vediamo. Comunque le indagini stanno andando avanti, tra l'altro dopo che è successo tutto questo calderone, immaginati, è un po' come quando succede uno scandalo, no? Adesso tra l'altro ho visto su Netflix la serie di Vanna Marchi, spettacolare secondo me.
quando era successo lì lo scandalo di Vanna Marchi, che era truffaldina, eccetera, poi si attiva Guardia di Finanza, Guardia di qui e ti fanno il pero, cioè se ti devono trovare qualcosa, te lo trovano, tu puoi essere la persona più pulita del mondo, ma ognuno di noi ha i propri scheletri nell'armadio, te lo trovano alla fine. Ecco, anche su Niemann, dopo che è successo tutto questo mega polverone, sono andati a cercare e rivedere tutte le sue partite online, sul tavolo, e ci sono dei seri sospetti, cioè vedi delle partite e dici ma com'è possibile? Prima mossa del motore, ok, ci sono dei forti sospetti, ma nessuno può avere la prova matematica che lui abbia utilizzato un motore. Questa è la cosa che nessuno potrà dimostrare. Ok, sembra una partita geniale, sembra come la partita che abbiamo visto recentemente, no? Alfiere di 3, poi Alfiere 2. Quella non è una roba che te lo consiglio il motore. Però è una mossa veramente strana. Magari ti è scappato il mouse perché era online, chi lo sa. Tutte supposizioni, nessuno ha la certezza. Aspettiamo veramente con tutto il cuore che qualcuno, ossia Niemann, replichi pubblicamente e staremo a vedere. Vi tengo aggiornati sulla questione. Ciao!